Devi trasmissione, no? Quello sopra. No, ma dovrebbe essere registrazione, non so se stiamo già... Ah, registrazione, perché effettivamente va domani sul sito. Però non vedo partire nessuno. Però ti dà la pausa, quindi vuol dire... Vai a via la registrazione. È già fatto. E allora siamo registrati. Avevi sotto per 20 minuti. Ah, sì, ok, allora, buonasera a tutti. Buonasera. Iniziamo... Una documentazione, prima. Come? Una documentazione. Guarda, io ho la copia delle cartelle, te la passo volentieri che ho già i miei stampati. Ho capito, Allora, ma avevo iniziamo chiesto a suo tempo guarda, intanto sono lì tutti i cartacei. lo so bene che sono Devi qui, prendere quale ma copia? non Questo è è la, l'originale. non è la mia richiesta. È credo originale quello. Beh, ma io comunque ho degli originali, per cui volentieri se Lo capivo. intanto possiamo... Io faccio presente, intanto... Lo faccio presente ogni volta qui al Presidente. Chiamata via online, ti dai il cartaceo e non lo so. No, non è una giustificazione. Ho chiesto dal primo giorno che voglio il cartaceo, online non lo voglio e ogni volta non c'è. Presidente, insomma, avete tutte le documentazioni. Il cartaceo vieni a prenderlo e non possiamo portarlo a casa. Scusa. È pronto? No, Sempre. là non è, perché sono stato stamattina. Oggi non c'era, la scorsa volta proprio lo guardate, cos'era qua? Gente sono che sta aspettando delle Bene, allora... E come mai c'è? No, ogni volta. Allora la prossima volta che ci sarà la convocazione della terza sarà mia cura preparare una copia cartacea in maniera tale che lei consigliere possa venire a ritirarla con anticipo. Prendiamo nota, anche per le prossime volte, anche per altre commissioni, dai, insomma. Non serve prende nota. Hanno una nota, il Presidente del Consiglio che lei è preposto a far questo. Non mi interessa la tua, lei è il Presidente del Consiglio proposto. Commissario, Io mi prendo nota, prendiamo l'impegno di produrre la copia cartacea. Ripeto, richiesta. il Presidente del Consiglio ha già la nota. Va bene, comunque facciamo in modo che lei abbia la copia cartacea per i prossimi impegni consigliari. Buonasera a tutti, innanzitutto do atto della presenza di tutti i commissari. È presente anche il consigliere Matteo Vivan su giusta delega del consigliere Barbisan, che è impossibilitato questa sera a presenziare ai lavori. Il verbale vedo che è stato firmato con le presenze, quindi se non ci sono comunicazioni particolari procedo con il primo punto all'ordine del giorno: ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 89 del 6 maggio 2025, variazione di bilancio. Allora, nella fattispecie si tratta appunto di una ratifica di delibera di variazione di bilancio della Giunta Comunale in sessione del 6 maggio scorso. Variazione di bilancio che prevedeva, a partire da quelli che sono i documenti propedeutici, quindi la deliberazione del Consiglio inerente al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027, quindi delibera di dicembre 2024, poi la seconda delibera è quella subito precedente, quindi non la 61 ma la 60 in pari data, 23/12/24 la nota di aggiornamento del DUP. Quindi la regolarità della delibera comunale del 7 gennaio 25, l'approvazione del PEG, del piano esecutivo di gestione, e infine la delibera del 28/4/25 del Consiglio Comunale con l'approvazione del rendiconto di gestione anno 2024. La presente proposta di variazione di bilancio è in recepimento a quelli che sono i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 pubblicati in Gazzetta Ufficiale in pari data,
con i quali si informa la cittadinanza della convocazione dei comizi elettorali per 5 referendum abrogativi popolari previsti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. Pertanto è pervenuta dalla dirigente dell'area amministrativa la richiesta di apportare urgentemente al bilancio di previsione la variazione di bilancio, così da consentire al servizio elettorale di effettuare quelle che sono le attività per lo svolgimento dei referendum popolari, previsti appunto, ricordo, per l'8 e 9 giugno 2025. Pertanto la presente variazione di bilancio sul lato di entrata prevede un maggiore stanziamento delle entrate al titolo 2, quindi alle entrate per trasferimenti correnti pari a 65.960, con causale rimborso spese elettorali per referendum, e parallelamente dal lato spesa vi sono maggiori stanziamenti al titolo 1, missione 1, quindi titolo 1, missione 1, che sono servizi istituzionali generali e di gestione, programma 7, quindi elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile, per appunto lo stesso importo, 65.960 euro. Anche qui la causale ovviamente per spese elettorali e referendum. Inoltre vi è una marginale variazione compensativa al programma 7 pari a 500 euro per l'utilizzo dei locali di seggio nella località di Lisona. Per questa variazione è stato segnalato che ovviamente questo provvedimento non modifica quello che è l'equilibrio generale di cassa e niente, saremo chiamati poi in Consiglio a ratificare questa delibera per poi procedere con il parere del Collegio dei Revisori. Quindi è una partita di maggiore entrata e maggiore spesa per finanziare quelli che sono i referendum dell'8-9 giugno prossimo. E, ecco, se ci sono delle particolari richieste o considerazioni dal punto di vista, diciamo così, tecnico, volevo chiedere la gentilezza, magari approfondiamo un po' più in questa seduta di commissione, in maniera tale in Consiglio possiamo andare un po' più spediti su... Io vorrei fare una precisazione, Prego. Presidente, al di là dell'argomento che stiamo parlando, ma lei capisce benissimo che quando noi abbiamo una convocazione al venerdì pomeriggio per la lunedì sera, tutti noi dovremmo avere dell'impegno o qualcos'altro. Spero, come abbiamo sempre chiesto in precedenza, non sempre al venerdì per lunedì, col sabato o la domenica, che tutti noi abbiamo degli impegni. Siccome che questa roba qua è una prassi ormai, dal venerdì alle 3 arriva le convocazioni per lunedì alle 7, cioè insomma un po' di rispetto anche per chi dovrebbe leggere le carte, andare a vedere di cosa si parla e di cosa non si parla, il tempo di prepararsi. No, Visto che anche l'ultimo weekend era molto corposo, era da parte dell'amministrazione, o si fa una roba o si fa che altra, questo io dico. Era gemellaggi, era terra dei dogi, era diversa roba da poter partecipare, perché era giusto partecipare, perché se il comune organizza qualcosa è giusto partecipare, ma se venerdì mi manda per lunedì alle 7 per una commissione, cioè non potendo altri chiedere permessi del lavoro per fare commissione. Consigliere, io recepisco assolutamente la sua istanza, mi permetta di sottolineare il fatto che solitamente noi facciamo sempre la terza commissione lunedì, martedì, quindi inizio settimana. Ma è questo che contesto il fatto che me la mandi al venerdì alle 4, alle 3 e mezza, al venerdì alle 3 e mezza per lunedì, dico dateci una giornata
normale per poter controllare le carte, questo io chiedo, niente No. parte. Ecco, visto che io non ho interrotta, se mi fa Madonna. semplicemente finire un concetto, ci impegniamo sicuramente per dare maggior preavviso, perché assolutamente è legittimo, poi voglio dire, per tutti quelli che sono gli argomenti di commissione poi siamo qua. Purtroppo ci sono anche delle scadenze da un punto di vista dell'area finanziaria che comunque ci permette un po', che sono i punti successivi che andremo a trattare, che ci permette un po' di dobbiamo rimanere un po' stretti con i tempi, però ecco, sì, nei limiti di possibile cercheremo di dare maggior preavviso. Io intanto ringrazio per la disponibilità, la ringrazio di essere qui. Poi le dicevo, non serve ringraziare nessuno, è perché quando si è in consiglio comunale è antipatico sentirsi richiamare perché le domande dobbiamo farle in commissione, ma se non ci dai il tempo di studiare i documenti, inutile che in consiglio comunale mi dicano dovevi chiedere in commissione certi argomenti, se non abbiamo il tempo materiale di poterli studiare. Noi questa volta eravamo un po' stretti con i tempi. E l'altra volta era la stessa cosa. Stessa medesima cosa. Sapevamo, consigliere, che tendenzialmente verso fine maggio avremo il prossimo consiglio comunale, quindi un po' di collaborazione reciproca, noi ci impegniamo un po' prima. Io la collaborazione la do, basta che non mi richiamai in consiglio comunale alle domande che devo fare in commissione. Va bene, comunque. Questo è il problema. Va bene. Se oggi non ho il tempo di poter fare le domande, posso farle in consiglio comunale, che è il posto legittimo di dove si devono fare, perché è quello lì il posto per posto. Sono stato richiamato e non dico altro. Consigliere Bertoncello, prego. Ci informate da quanto sapete che l'8 e il 9 non c'era il referendum? No, Un altro problema. no, perché guardate, questo si somma a tutta una serie di altri problemi. Poi non è che sulla delibera c'è scritto il segretario responsabile dell'area amministrativa, cioè questa roba qua doveva essere fatta non in giunta il 6-5, ma minimo 2 mesi prima, un mese prima, perché tanto è una partita di giro, anche questo è sfuggito. No? No, ma io chiedo, cioè siamo arrivati, voglio dire, rispetto all'attività dell'ufficio elettorale, lo dite voi, su richiesta urgentemente, eccetera, eccetera, eccetera. E io, questa roba qua normalmente si fa addirittura col bilancio, perché tanto è una partita di giro. Sì, è una partita quando si sanno che ci sono le elezioni, si sapeva che c'era il referendum, non costava niente, questa è una dimenticanza che adesso che stiamo ricorrendo. Che state ricorrendo, proprio. Non è che voglia polemizzare. Ma purtroppo ci troviamo di fronte alle difficoltà anche lo dicevo prima il consigliere Geronazzo, insomma, sono troppe cose messe assieme. Allora ho anche cercato di dire, cioè, o c'è cioè quando tu trovi, l'ho detto, 3 osservazioni del Consiglio di Stato, che non niente di particolare, revoca di giunte di autotutela, modalità di convocazione, questa delibera qua di giunta, insomma io credo che dovete in qualche maniera fare una riflessione per fare in modo che non ci troviamo di fronte a cose di questo genere. Dopodiché può succedere, sta succedendo un po' troppo. Siamo tuttavia nei tempi. Sì, non c'è dubbio. Sì, ho capito, ma se sono nei tempi, cioè voi non dovete scrivere, vista la richiesta del segretario comunale che è anche dirigente dell'area amministrativa, e su questo, vabbè, di portare urgentemente, cioè doveva essere una prassi in fase di bilancio, perché ogni volta sappiamo che referendum c'erano, come sappiamo quando ci sono le elezioni regionali, non qui del Veneto ancora, però voglio dire, sappiamo su scadenze che dovevano essere inserite dentro. D'altronde non abbiamo niente da dire, almeno io non ho niente da dire, c'è un'entrata e un'uscita che fare al governo. Non è tante alternative. Bon.
sono altre osservazioni, io passerei al punto numero 2. Contributo alla finanza pubblica ex articolo 1, comma 788 della legge 207/2024, variazione al bilancio di previsione 2025-2027. Dunque, la presente delibera di Consiglio Comunale parte appunto dalla citata legge, quindi la legge 207 del 2024, che prevede come i comuni, le province, le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna, debbano assicurare alla finanza pubblica un contributo aggiuntivo a quello previsto rispetto alla legislazione vigente, che si suddivide come segue: 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per le annualità comprese tra gli anni 26 e 2028 e per l'ultima annualità 490 milioni di euro. Nella delibera poi trovate anche la suddivisione degli importi tra quelli che sono gli enti comunali e quello che è previsto invece a carico delle province e delle città metropolitane. Sempre l'articolo 1, però il comma seguente, commi 789 e seguenti, definisce quelli che sono i criteri e le modalità di applicazione e di verifica di questo contributo alla finanza pubblica. La quantificazione è stata determinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con il Ministero dell'Interno e è previsto che l'iscrizione con riferimento al bilancio di previsione debba avvenire entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica, e questo mediante variazione di bilancio che deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Pertanto viene ripreso quello che è il decreto con il quale sono stati definiti gli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente per le annualità comprese tra il 2025 e il 2029. Nella fattispecie questo è il decreto del 4 marzo 2025 pubblicato in Gazzetta il 22 aprile 2025 e segnatamente per il comune di Portogruaro questi importi devono essere accantonati nella missione 20, quindi fondi accantonamenti per la parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. In allegato abbiamo una tabella che suddivide le varie annualità. Per l'anno 2025 questo contributo è pari per il comune di Portogruaro a 50.894 euro, invece per le annualità successive è a salire ed è pari a 101.787 euro. Per questa ragione si procede con detta variazione di bilancio, quindi per gli accantonamenti alla missione 20 dei contributi sopra indicati per quelle che sono le annualità 2025, 2026 e 2027 che vengono appunto effettuato questo accantonamento mediante la riduzione di quelle che sono le spese correnti. Aggiungere in definitiva, prima di chiudere la trattazione di questo punto, che non vi è sensibile scostamento in quelli che sono gli equilibri generali di cassa, che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito ed è stato acquisito il parere del dirigente dell'area economico-finanziaria in ordine a quella che è la regolarità tecnica e un secondo parere sempre da parte del dirigente dell'area economico-finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile. Quindi queste sono comunque dei fondi, dei contributi aggiuntivi di finanza pubblica che anche nei precedenti consigli erano già stati introdotti anche
Ne avevamo parlato, anche l'assessore Cirfera ne aveva dato menzione nelle sedute consigliari precedenti. Posso... Prego, assessore. Grazie. Allora, di questa attività qui ne avevamo già parlato in altre occasioni, è anche stato oggetto di un'interrogazione da parte dei consiglieri di minoranza, i quali giustamente chiedevano un attimino come si sarebbe un attimo spacchettato questa somma dei 50.000 euro per il primo anno e poi successivamente ad aumentare negli anni successivi fino ad arrivare ai 179.000 euro dell'ultimo anno. Fondamentalmente, come avevo detto, lo stesso fu portata una lettera che fu inviata a tutti i consiglieri, si è mantenuta la stessa procedura nel senso di spacchettamento di questa variazione. L'unico elemento che differenzia questo contributo alla finanza pubblica rispetto a quello degli anni precedenti è che la missione 20 sarà impiegabile dal 1 gennaio del 2026, in quanto non va a confluire in quello che è l'avanzo dell'amministrazione, quindi aspettare poi il 30 di aprile per poterlo impegnare, ma ci permette di poter impiegare dal 1 gennaio come quota capitale, quindi va a finire come quota capitale dal 1 gennaio del 2026. Questi 50.000 euro poi successivamente negli altri anni. Le variazioni sono quelle che avevo già indicato in quella lettera, una parte sono date dai fondi della capacità della comunicazione che avevamo noi messo in bilancio, quindi crediamo che in questo momento la comunicazione sì, per quanto possa essere importante, però è più importante non toccare la parte del sociale, fondamentalmente che non è stato toccato, come ribadito già in altre occasioni, e quindi la comunicazione abbiamo ridotto quella che era la parte destinazione sulla comunicazione da parte comune, la parte derivante sulla una quota per quanto riguarda gli eventi in questo momento vengono ridotti, spacchettati tutto nel loro complesso, e anche una parte dell'attività produttiva di quella quota destinata per gli interventi che facciamo con il portuguaro, e alla fine determina che poi c'è una maggiore entrata dei 3.000 euro che di conseguenza permettono di poter invece di togliere 50.000 euro complessivamente di scendere a 47.000 euro. Questa è una maggiore entrata extra tributaria. E sicuramente questo per quanto riguarda l'annualità 2025 di questo contributo alla finanza pubblica. Per il 2026-2027, siccome parliamo di un bilancio triennale di previsione, abbiamo anche apportato le modifiche, naturalmente sia per il 26-27, però ci tengo tranquillamente a sottolinearlo, non per altro, che sia il 26 e il 27 saranno oggetto di rivisitazione in sede di bilancio di previsione a fine anno, anche perché quello che è adesso non è detto che poi successivamente potrà combaciare con quello che potrebbe essere l'unione di formazione e poi successivamente anche il bilancio di revisione. Era giusto e doveroso fare anche questa programmazione di questo triennio e quindi mettere anche procedere all'accantonamento dei 101.000 sia per il 27 che per l'anno successivo, cioè per il 26 che per il 27. Altro non ho, perché comunque ne avevamo parlato, siamo arrivati in questa data perché il decreto era del 4 di marzo, però poi naturalmente fu mandato alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti ha verificato la sua esattezza dal punto di vista dei contenuti a livello nazionale e poi sono state pubblicate successivamente in Gazzetta Ufficiale e quindi di conseguenza da quel momento abbiamo preso i famosi 30 giorni per procedere alla delibera in Consiglio Comunale e quindi il primo giorno utile per noi era entro il 22, però abbiamo messo il 19 di maggio per procedere in Consiglio Comunale, quindi approvare questa riduzione della spesa corrente che certamente va a incidere ancora di più, ancora maggiormente a quelle che sono già una ridotta capacità di spesa corrente in questo momento a livello del comune attuale. Poi vedremo sicuramente, prendo atto di tutto quello che c'è, sicuramente una maggiore informazione successivamente. No, se sono delle domande noi siamo comunque qua per rispondere, non c'è da ricordare. Allora, nel corpo della delibera Sì. non è scritto dove si fanno le economie, se non ho letto male, è No, solo nel è solo nel prospetto. prospetto, sì. Questa è un'anomalia rispetto al modo di procedere di tutte le altre volte, nel senso che per sommi capi almeno si identificava. Ok. No, non è una critica, faccio considerazioni. No,
Io so è che ci sono talmente tante piccole che sarebbe stato un lenzuolone uguale a questo. No, ma non è che sono... Allora, prima considerazione, voglio dire, uno legge la delibera, normalmente per sommi capi rispetto alle uscite si identifica quali sono le attività che non si fanno e perché si sono fatte delle scelte. Io leggo da questa variazione che, si è tirato 10 da una parte, 5 dall'altra, 7 dall'altra, 13 dall'altra, si è arrivato senza tenere in considerazione cosa si toglie, perché si toglie, quali sono le attività che vengono escluse, dove sono le economie. Voglio dire, stiamo rincorrendo sempre. E per l'esperienza che ho avuto io leggo che questa roba qua e che nessuno discute con gli assessori cosa toglie, cosa non toglie, eccetera, si è scelto la strada più semplice, va tagliato, punto e basta, ognuno fa il suo sacrificio, poi come lo fa, come non lo fa, eccetera, lo vedremo dopo. È la mia percezione. Rispetto a queste attività, peraltro, che tolgono dei soldi, a me piacerebbe capire, perché sul bilancio è stato fatto il PEG, e dentro del PEG ci sono le attività. Se togli dei soldi, voglio dire, come vengono considerate queste attività che erano previste a bilancio e che oggi vengono tolte? È una considerazione banale, che continua a registrare quello che ho detto prima. Volete la dimostrazione lampante? Allora, in questa variazione, non so se vi è sfuggito, c'è scritto elezioni e consultazioni popolari, anagrafe, stato civile, economizzate 1.000 euro. E c'è l'altra delibera che mettete 500 euro sulle elezioni per pagare l'ISOM. Cioè, qui c'è scritto elezioni e consultazioni popolari, in competenza, erano previste 1.000 euro, li avete tolti. E adesso bisogna tornare in mettere. No, li ha messi dall'altra parte, 500 li ha messi dentro. Allora, a parte il fatto che segue consultazioni elettorali, io posso capire che per mantenere il capitolo si mette 1.000 euro, eccetera, però è in contrasto con l'altra roba, perché si toglieva il 500 e il 500 non serviva a fare quell'altra aggiunta. Si continua a ripetere, così come ho detto anche altre volte, voglio dire, che mancano gli allegati, che o sono in bianco, che non c'è chiarezza. Che si dimentica. Ma no, io voglio dire, non è una delibera compiuta, insomma, non ci mettete in condizioni. Normalmente io mi sono sempre trovato di fronte a dire, bene, leggo la delibera, capisco le volontà, e se ho bisogno vado nell'analitico, in fondo, dove vedo capitolo per capitolo quali sono le cose. Qui si nota solamente che c'è uno che si è tolto un po' a qualcuno solo per la logica di recuperare i 50.000 euro. Sono quante piccole riduzioni, no? No, ma è una considerazione. Sì, posso rispondere a questo. Ma certamente. Allora, sì, verissimo per quanto detto. La considerazione, io devo sempre considerazioni corrette e devo sempre, come ho sempre detto in passato, io cerco di assimilare tutti quelli che sono i suggerimenti da parte del consigliere, perché comunque si può sempre migliorare, no? Però in questo caso sì, è vero che togliamo 1.000 euro, però lei sa benissimo, no? Che all'interno del capitolo, all'interno di questo programma, poi ci sono tanti altri capitoli, Certo. e questi capitoli, questo qua è dell'indagine statistica dell'ufficio elettorale, che non va a rientrare nello stesso capitolo di spesa per quanto riguarda il pagamento del fitto dei 500 euro delle spese in campagna elettorale messe sull'altro capitolo, sull'altra variazione. Quindi, voglio dire, sì, posso dire che ha ragione, cioè posso dire che in un certo senso è così, però effettivamente poi... Ma la statistica non è solo scusi, non è 1.000 euro. Ne so però No, nel capitolo che è stato tolto, sì, che è stato tolto 1.000 euro. E poco o niente. Comunque sopra non è... Poi per carità di Dio, sempre tutto... Non è un problema. No, non c'è anche lo sa. Io poi, chiaro, io mi segno tutto e poi quello che non diremo qui io me lo tengo pronto anche in sede di consiglio, come è giusto così. Certamente. Come è giusto che sia.
però la lettura, voglio dire, mi dà atto che sono 3 mesi che ne parliamo di questa roba qua, abbiamo rinviato perché c'è tutte quelle questioni. C'era un decreto che certo. Quindi c'era speravo anche che non uscisse, devo dire la verità, sì, questo, perché comunque portava a un risparmio esatto all'amministrazione. sì, ma c'era il tempo di non fare un'operazione che poi noi contabile e basta, c'era il tempo forse di ragionare un po' diversamente. Comunque è una scelta della Giunta. Esatto, una scelta della Giunta che si riunirà in uno ha detto Certo. la sua disponibilità Certo. sui capitoli di spesa, Certo. e su questo glielo posso assicurare. Allora, è quello che sto dicendo. Quindi, poi, Nessuno è che è legittimo. No, la percezione che ho avuto è quella, lei me la sta confermando. Basta, dopo che andiamo avanti. Insomma, Che te vuoi consigliere, almeno io che non so la consigliere Bertoncello, te vuoi una delibera più, come si dice, più, con più specifiche, più dettagliata, perlomeno uno che non mastica molta, per uno che non mastica molta contabilità, te rende la vita più facile. Lì, per uno che non mastica contabilità, diventa complicato. Questo, capire che si tratta di tagli. bravo, come fai a capire? Poi Uno che legge la delibera solo per dire, voi vedete deve darti un input, un'idea. Lì non ti dà niente, lì abbiamo tagliato. Però, perdoni consigliere, il dottor Datri però su questo punto ha fatto il proprio intervento, ha spiegato come si tratta di una serie di micro tagli e quindi Non c'entra niente qua. Il dottor Datri non c'entra niente. Però se andate nel prospetto, se voi vedete nel corso dell'anno previsioni, variazione positiva, variazione negativa, un'altra variazione positiva, cioè la percezione che ho io è che, voglio dire, gli uffici devono lavorare, non so usare il termine esatto, man mano rispetto alle esigenze che nascono perché nella giornata. Allora, se voi prendete, quando c'è una variazione positiva di 5.000 euro e subito dopo c'è una negativa di 5.000 euro, 4.000 euro, 3.000 euro, cioè c'è qualcosa che non funziona. Può avvenire se è giustificato. Può avvenire se è giustificato. Sì, va bene, insomma, era una considerazione Politica, sì. di fatto. Diciamo che chiediamo principalmente che nella delibera sia molto più leggibile, molto più semplice, che va a identificare dove che fanno i tagli o come che fanno i tagli, non metterlo in mezzo all'altro. Comunque non mastica contabilità, è molto in difficoltà a trovarli. Andiamo avanti. Ci sono altri interventi? No. Spero che ne resa un input qualche altro, ma Va bene, allora passiamo al punto 3, punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione 2024, quota vincolata. Per quanto concerne questa proposta di deliberazione, in buona sostanza si tratta di 2 partite che vengono portate all'esame per la variazione di bilancio. In inizio di premessa vi è appunto il richiamo alla regolarità dei documenti propedeutici, vale a dire bilancio di previsione, nota di aggiornamento del DUP, delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione e poi l'ultima del Consiglio del 28 aprile scorso, con il quale è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2024. Allora, per quanto concerne il primo punto, è relativo all'anagrafe nazionale digitale e all'adesione allo stato civile digitale. Quindi l'obiettivo è la promozione e l'accelerazione del processo di adozione dei servizi dello stato civile digitale da parte dei comuni.
con decreto sottoscritto il 21 dicembre 2024, il Comune di Portogruaro è stato messo al finanziamento della domanda che era stata presentata nei mesi precedenti per un importo pari a 14.030 euro. Il contributo questo è? Sì, questo è il contributo. Sì, ok. Contributo con obbligo di iniziare l'attività entro il 30 giugno 2025. Quindi questo è il contributo per quanto riguarda appunto l'adesione allo Stato civile digitale. Invece la seconda parte della proposta di delibera è in riferimento al cosiddetto buono libri per l'anno scolastico 2024-2025, vale a dire è stato incassato l'importo di 28.090,50 euro quale contributo regionale buono libri e quindi adesso vi è la necessità, essendo confluito in avanzo vincolato da trasferimento, di erogare agli aventi diritto tale buono. Pertanto, alla luce delle due misure sopra richiamate, vi è la necessità di apportare a bilancio di previsione per l'esercizio 2025 le variazioni di bilancio predette, la prima al fine di consentire all'Ufficio Servizi Informatici di raggiungere l'obiettivo del progetto con fondi PNRR e il secondo punto per consentire al Servizio di Pubblica Istruzione di erogare agli aventi diritto il buono regionale buono libri. Da un punto di vista formale, sul lato delle entrate vi è un maggiore stanziamento al titolo 2, quindi dei trasferimenti correnti, per l'importo di 14.030 euro a titolo di finanziamento PNRR, adesione allo Stato civile digitale, e per la seconda misura l'applicazione di avanzo vincolato da trasferimenti per 28.090,50 euro. Parallelamente sul lato spesa c'è un maggiore stanziamento per quanto concerne l'adesione allo Stato civile digitale, maggiore stanziamento al titolo 1, quindi servizi istituzionali generali di gestione, missione 1 appunto, programma 8, quindi statistica e sistemi informativi, sempre per la stessa cifra chiaramente, quindi 14.030 euro. Mentre per quanto riguarda la seconda misura vi è sempre un maggiore stanziamento al titolo 1 delle spese correnti, missione 4, istruzione e diritto allo studio, programma 7, appunto per i 28.090,50 euro contributo regionale buoni libri da destinare alle famiglie del territorio. Assessore, a lei la parola. Allora, l'unico elemento che mi mette in questa variazione di bilancio, che è con l'avanzo vincolato, è fondamentalmente che la somma del buono libro è stata incassata da questo comune in data 30 dicembre. Quindi era impossibile riuscire a poter fare tutti quegli atti che poi poteva permettere già da gennaio di erogare questa somma nei confronti degli utenti. Quindi di conseguenza il primo atto dopo la chiusura del rendiconto, che ho chiesto fondamentalmente anche perché le famiglie abbiano poi quanto effettivamente spetti, è quello di poter portare questa variazione di bilancio qui sulla parte inerente con l'avanzo vincolato dei buoni libri per le famiglie. Il secondo aspetto invece è che il progetto della digitalizzazione, quindi dei sistemi degli uffici dell'area informatica, prevede che l'affidamento entro la fine di giugno di questo progetto PNRR. Quindi era un'altra richiesta che per me doveva essere assolutamente portata in Consiglio Comunale il prima possibile rispetto a quelle che saranno poi le altre successive che vedremo poi nei successivi consigli comunali. Era proprio questa, perché tra l'attività del 19 Consiglio Comunale e poi gli altri successivi, quindi si dà la possibilità all'ufficio dell'area informatica di poter poi procedere con tutti gli atti di pertinenza per l'affidamento del servizio entro il 30 giugno. È diretto all'affidamento, solo titolo di cronaca? Scusa? O va in gara? No, diretto. Questo non No, volevo solo chiedere. questo è l'affidamento. Allora, innanzitutto stiamo parlando di 14.000 euro. Sì, ho capito, ho solo chiesto se l'affidamento è diretto. No, allora, Solo una curiosità,
No, sinceramente se voi poi lo vado a chiedere, quindi non è quello il mio da verificare. Solo per una somma così possono anche procedere con affidamento diretto, ma ricordiamoci che c'è sempre l'anno fornitori da cui andare a attingere eventualmente e a cui chiedere alle ditte eventuali preventivi per l'attività di cui stiamo parlando. Poi può essere anche che abbiano fatto una semplice richiesta di offerta sul MEPA, una trattativa diretta o un confronto preventivi. Le modalità sono tante e di certamente ogni ufficio ha la sua come responsabilità della gestione dei suoi... Ripeto, la mia era solo una curiosità, ho chiesto. E io ti sto rispondendo. No, se sa sei diretto. Posso, Presidente? Prego. L'assessore ha colto le due cose che ovviamente erano più evidenti e più importanti in questa delibera. Quello che volevo chiedere due cose. La prima era appunto relativa a quest'ultimo progetto di Stato civile digitale. Quindi ad oggi non c'è ancora l'affidamento del servizio, giusto, se non ho capito male, ma se il Comune è stato ammesso il 21/12/2024, cioè, è una domanda che faccio, non è che bisognava aspettare questa variazione di bilancio per l'affidamento del servizio, perché in realtà diciamo, c'era già la certezza di essere destinatari di questo... Però se non c'erano stati fatti il 21 dicembre, stiamo parlando della data del 21 dicembre? Sì. Ok. Se in data 21 dicembre però non vengono prese tutte le procedure, cioè l'iniziazione delle procedure, quindi di conseguenza dei termini di spesa, vuol dire che poi finisce nell'avanzo vincolato, quindi di conseguenza vuol dire che non è stato, forse all'epoca l'ufficio di pertinenza, attenzione, non avesse fatto gli atti suoi, quindi tale da poter bloccare già e quindi poi successivamente procedere. Quindi presuppongo che non fosse stato fatto nulla all'epoca, presuppongo. Quindi diciamo non c'era possibilità di utilizzarlo prima dell'approvazione del rendiconto? In questo momento no, perché nel momento in cui non vengono fatti, poi vuol dire, allora lo tiriamo adesso, vuol dire avanzo vincolato, vuol dire che non c'era nulla in precedenza, quindi lo facciamo per forza adesso. Poi non so se ho detto qualcosa sbagliato, a date di rinuncia. No, beh, se era previsto lo metti nell'avanzo vincolato e fattivi subito. E infatti l'avanzo vincolato? Sì. Sì, ma non è affidato adesso, cioè il 30 giugno è tra poco, no? Dico, non era necessaria questa delibera per procedere con l'affidamento del servizio, poteva essere fatto anche gennaio-febbraio, questa è la mia domanda. Sì, che può essere fatto perché l'hai vincolato. Poteva essere affidato. Sì, poteva essere fatto. Quindi, e ad oggi non è affidato, questa era la domanda che volevo capire, ok? No, questo non è affidato. E l'altra cosa che volevo chiedere è rispetto ai buoni libri, ovviamente anche a lei che sarà saltato agli occhi che alla fine alle famiglie i soldi del buono Rivi arriveranno a fine anno, diciamo anno scolastico terminato, sì, quasi terminato rispetto ad una spesa che hanno sostenuto tra agosto e settembre dell'anno scorso. Anche qui quello che io mi chiedevo è, vedo che il buono è stato incassato il 30/12, anche qui in extremis, però immagino che gli uffici abbiano una certa storicità anche, no, nel valorizzare il numero di domande che arrivano, cioè nel senso si sa capire se abbiamo 10 domande, 100 domande, più o meno si sta a prevedere, quindi la domanda è sempre la stessa, ovvero se rispetto ad un incasso del 30/12 questo buono poteva essere tecnicamente erogato prima per andare incontro alle famiglie, quindi solo da un punto di vista tecnico chiedo se era possibile o se bisognava per forza attendere il rendiconto. Prendo atto, me lo Volevo chiedere Mi saprà dire? Sì. Ok. Allora, una cosa è la delibera di Giunti, della Giunta regionale che fissa le risorse di buoni da dare alle famiglie. Una cosa poi la delibera dice è rilevato che in data 32 è stato incassato. Quando c'è la delibera della Giunta regionale, vuol dire non c'è bisogno di aspettare l'incassato, cioè non esiste incassato, c'è una delibera di Giunta regionale ogni anno che fissa l'importo. Ci può essere un dubbio sulla entità dell'importo, ma a bilancio si mette. Nel senso che io lo metto e poi eventualmente se ho maggiori risorse o minori risorse intervengo dopo, perché evitiamo di dare i buoni alle famiglie a fine anno scolastico. Quindi secondo te si poteva? Certo. Okay. Ma non c'è dubbio, insomma, voglio dire, la delibera di dire sì o no? No, ma io voglio dire, dietro c'è
non voglio ripercorrere le storie del passato che non servono, ma voglio dire, qui c'è su queste cose, per esempio su questa roba qua, si finanzia la regione dal 2001 ed è sempre la stessa delibera che ogni anno è sempre quella, l'unica l'incertezza è sulle risorse che mettono a disposizione la regione per i vari comuni. Allora, voglio dire, un po' di attenzione, poi io capisco per le relazioni che cerco di avere che la ragioneria non può sapere tutte queste robe qua, è quello che le dicono gli uffici, se gli uffici le pongono un problema, la ragioneria, voglio dire, si adopera per, cioè la ragioneria è un collettore di bisogni rispetto a un bilancio preventivo, è un collettore di bisogni rispetto al bilancio preventivo, fino al bilancio preventivo va bene, poi il resto. Allora, dimostra secondo me poca attenzione, perché qui dentro i contributi li danno a famiglie che vivono un livello di necessità e che hanno bisogno. Allora, a bilancio queste cose si risolvono nel bilancio preventivo, si mettono dentro le risorse previste, in entrata quei contributi da regione, che anche se, voglio dire, l'importo maggiore, sì, non uguale, e uscita le spese e intanto pagate. Dopodiché, quando ci sarà la variazione in bilancio, c'è una variazione in bilancio che attesta che abbiamo incassato meno dalla regione e quindi dobbiamo recuperare, perché non è possibile che si arrivi a fine anno a dare il contributo più buoni, perché tra poco, adesso ve lo dico perché domani mattina, cioè a settembre, ci sarà la stessa roba. Allora, faccio una raccomandazione, insomma, perché in termini di bilancio si può fare, perché nei bilanci di previsione non sono tutte le risorse certe, quindi vuol dire un'attenzione su questa roba qua, secondo me sì, perché sennò vuol dire la ragioneria lavora 7 volte, se non c'è un collettore, se non c'è un circuito tale per cui c'è un momento in cui ognuno esprime le sue esigenze per tempo, come ogni anno chiedete, mi pare che lo pretendete, la verifica dei residui e ogni ufficio manda quelli da tenere e non tenere. Forza. Sì, lo so bene, certo, lo sto confermando. La stessa cosa prima di novembre, e non a novembre che è l'ultima data utile, a metà anno si fa una verifica sulle cose poi quelle che avvengono tutti gli anni. Non si può, perché magari si fa fatica a quadrare il bilancio perché non ci sono risorse, allora questo lo affrontiamo dopo, perché ci rimettono le famiglie, non è solo per questo caso lo dico. Comunque è un'osservazione poi. Sì, no, è da tener conto, da tener conto che noi stiamo parlando di contributi a famiglie che hanno bisogno, quindi anche i 100 euro ipotetici non possono, virgolettato, dire li porterò a casa fra 3 mesi, servono nell'immediato, perché uno che ha un bilancio molto ristretto, il domani non serve, serve l'oggi. Hanno già sborsato, sono già in sofferenza da settembre, quindi sono lì che aspettano questi contributi. Quindi una cosa proprio da tenere presente, una delle cose più importanti, perché non è sempre milioni di euro che fa l'importanza della città, bisogna avere chi che ha problemi e gli interessi 100 euro o i 150, che forse è più problemi di chi che ne spende 10.000. Perché quello è il pacchetto che ha poveri sul senso buono. 300-400 euro. Sì, perché su una famiglia dove lavora uno devi sganciare 300-400 euro di libri, tu capisci bene che l'economia dei prossimi 6 mesi per quella famiglia lì è dura, e prendere sotto gamba, gli daremo il contributo fra 3 mesi, insomma, bisognerebbe essere in quella tavola. Il sociale dovrei pensare bene a questa roba qua. Invece se trova residui del $1.000.000 sociale, in spesi, non si spende. Idem per la seconda, per la prossima. Passo alla prossima direttamente. Punto numero 4 all'ordine del giorno, componenti ufficio centrale per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale. Riconoscimento ex articolo 194,1
lettera E del TUEL. Per l'appunto l'articolo 194 comma primo del TUEL, quindi del decreto legislativo 267/2000, stabilisce che con delibera del Consiglio Comunale può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio secondo 5 casistiche. In particolare la casistica all'ultima lettera E è quella relativa ad acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza. Questo è il caso previsto appunto dall'articolo 194 primo comma del TUEL per quanto concerne appunto la legittimità di questo debito fuori bilancio. Nello specifico si tratta di onorari e in particolar modo in quelli che sono i compensi per gli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali. La legge di riferimento è la legge numero 120 del 30 aprile 1999 e appunto l'articolo 11 disciplina questa materia. In particolare prevede che per il Presidente dell'Ufficio Centrale spetti un onorario giornaliero di 61,97 euro, mentre per il Segretario e i componenti spetti un compenso giornaliero di 41,32 euro, oltre ad eventuale trattamento di missione. Facciamo riferimento a 2 giornate di lavoro per gli uffici elettorali comunali, quello dell'11 giugno 2024 e quello del 25 giugno 2024. Per questo motivo il presente provvedimento viene elaborato per procedere al riconoscimento di questo debito fuori bilancio per un importo complessivo di 822,26 euro. La spesa in questione verrebbe finanziata mediante l'applicazione dell'avanzo disponibile risultante appunto dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2024 che è stato approvato al penultimo consiglio del 28 aprile 2025. Quindi questa è la trattazione di questo debito fuori bilancio. Quindi sono onorari e compensi per quanto riguarda i componenti degli uffici elettorali. Questo è ancora più grave dal mio punto di vista, nel senso che voi gli uffici hanno attestato che non ci erano debiti fuori bilancio. Correggetemi se sbaglio, il revisore del conto. No. È in relazione. Erano in relazione. Erano in relazione. Chiedo scusa. Perché sarebbe. Scusa, posso intervenire? Altro che. Anche in sede di. Scusa. No, volevo solamente dire però. No, mi faccia permettere. Prego, mi chiedo scusa. No, non si preoccupi, tanto tutti possiamo saltarci un passaggio. No. Volevo dire semplicemente che questi due debiti, perché sono 2 debiti fuori bilancio che sono stati messi all'interno della relazione, sono stati anche messi in evidenza all'interno della presentazione da parte del sottoscritto quando abbiamo parlato del rendiconto di amministrazione 2024 e tra l'altro fece anche riferimento nei confronti di questo debito nei confronti delle persone che effettivamente non avevano percepito per qualsiasi altro motivo dell'ufficio di io non lo puoi andare a segnalare certamente. Quindi ho parlato proprio in sede di consiglio comunale. Sì, ho capito, però vede, c'è scritto, leggo sempre, nell'anno 2024 tale importo non è stato impegnato. Torniamo. E non è stato possibile pagare le persone che di solito sono tutti giovani, Non so anche chi sono, perché ho dovuto. Immagino, perché si saranno incazzati, avranno chiesto 40.000 volte il pagamento. Quindi questa roba qua, torniamo sempre alle fasce deboli
e gli uffici devono. Però bisogna, scusa, no, voi non sai, il bilancio è come il dirigente che è il collettore, lei ha il bilancio in mano. Allora, si sa da 2 anni che la Pierina l'ufficio elettorale va via, è l'unica che ha la memoria storica secondo me anche su questa roba qua è chiaro che adesso viene gratuitamente da una mano, mi immagino io, sarà rimborso spese, adesso non lo so, ogni tanto la vedo in ufficio, quindi evidentemente, però bisogna pensarci, perché sono cose delicate l'ufficio elettorale, cioè, perché questa sfugge, perché non c'è una struttura che non funziona più, è la bratta, non so come dire, non c'è più punti di riferimento. Cioè, cosa può pensare? Siccome queste sono delibere che vanno tutte obbligatoriamente alla Corte dei Conti, i debiti, queste sono delibere che vanno automaticamente alla Corte dei Conti, cioè, cosa può pensare la sommatoria di più cose? E fa scattare forse meccanismi di controllo di altro tipo, insomma. Assessore, lo dico per esperienza, non perché... Cioè lei non può giustificare, perché lei non... lo vedo, siccome... Cioè non è rivolto a lei, è il ragionamento che facevo prima. Cioè in delibere si scrivono e si leggono. Ragazzi, qui è stato impegnato, non è stato impegnato nel 2024, cioè... Abbiamo fatto discussioni in bilancio su fondi vincolati, su come accantonarsi, cioè voglio dire, una roba del genere con tutti i fioi, i bocce, perché poi non sono i presidenti, c'è gente che è andato, ha fatto lo scrutatore, che aspetta i soldi da 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, insomma mi pare, cosa volete che vi dica, non so più cosa dire. Ci sono altri interventi su questo punto? L'intervento è che vuole più sensibilità per le fasi più deboli, questo è l'intervento sostanziale. E lo aveva fatto prima con un altro ragionamento, adesso lo dice proprio netto, e vuole più sensibilità alle fasi più deboli. Ho capito che non hai tanti soldi, però, come ho detto prima, per uno che ha bisogno, 10 è una grossa cifra. Sì, ricordo comunque che stiamo trattando di partite di giugno 24, no? Per cui... Però pensare 8 mesi che aspetta i soldi, sti qua che venivano l'anno scorso, non capivo. Sì, l'amministrazione si insedia. Parlando di studenti, parlando Ma non è un problema di amministrazione, non è un problema di amministrazione, vuol dire che si è insediata. A bilancio queste robe qua, gli impegni vanno fatti, perché chi lavora lì, cioè prende i ragazzi e i ragazzi poi si aspettano, come se dopo un mese e mezzo che hanno svolto funzioni in seggio elettorale, si aspettano i soldi. Per forza. Si aspettano, se no, adesso io registro che c'è molta difficoltà, voglio dire, a reperire presidenti e commissari, ma uno dei motivi è anche il calato pagamento. Io sono un ragazzo, voglio dire, che vado a giugno, vado a farmi 2 giornate, un sabato e una domenica, prendo un po' di soldini, se dopo me li danno chissà quando, prossimo anno. Beh, comunque è un problema più complessivo, adesso io pongo in evidenza questo, perché ci sono troppe cose che accadono, insomma. Ultimo punto all'ordine del giorno, sentenza TAR per il Veneto numero 1069 del 2019, applicazione ex articolo 194,1 decreto legislativo numero 267 del 2000. In questo caso si tratta di un debito fuori bilancio che viene legittimato dall'articolo 194.1 del TUEL, quindi analogamente al caso precedente. Per questa partita in particolare si fa riferimento a quello che è la lettera A, sentenze esecutive. Ci troviamo di fronte ad una sentenza del TAR del Veneto in cui il Tribunale amministrativo regionale ha decretato una corresponsione
di una somma di 10.054,72 euro per spese legali che il comune, l'amministrazione comunale, in ottemperanza appunto a quanto previsto dalla sentenza del TAR, dovrebbe liquidare spontaneamente a controparte. Per quanto concerne la copertura finanziaria di questo importo, arriva mediante applicazione dell'avanzo accantonato fondo contenzioso, così come risulta dal rendiconto dell'anno 2024, al capitolo 3119 oneri da contenzioso sentenze. Questa è nella specifica quello che è il debito fuori bilancio in questione, quindi per parte accantonata fondo contenzioso. La sentenza, per quanto concerne la sentenza in oggetto, vi è la trattazione in premessa. Si tratta di un contenzioso per la definizione di un condono in cui si tratta di opere di ristrutturazione edilizia di un fabbricato di 1000 metri quadri da uso capannone agricolo a destinazione produttiva artigianale. Ci sono state domande di condono presentate poi nel 2004, integrate nel 2005. Il Comune chiese integrazioni nel 2006 a cui non venne dato seguito. Nel frattempo ci furono dei passaggi di proprietà dell'area, quindi vi è stato di nuovo un sollecito nel 2013 da parte del Comune circa la definizione del condono. Da qui poi si è sviluppato il contenzioso verso più soggetti coinvolti, quindi quelli che erano i primi proprietari e poi anche i soggetti che sono subentrati poi a livello di diritti per quanto riguarda il fabbricato. C'è stata la sentenza del TAR e poi il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato a favore del Comune. Quindi per quanto concerne gli importi di cui stiamo parlando, non sono degli importi derivanti appunto, diciamo così, in conto capitale per quello che è la materia del contendere, ma sono appunto delle spese legali che il Comune deve liquidare alla controparte. Con il presente provvedimento appunto si provvede per una liquidazione spontanea da parte dell'ente nei confronti dei soggetti aventi diritto controparte rispetto alla quale la sentenza del TAR ha liquidato queste spese legali. Se ci sono osservazioni nel merito. Posso? Sì. No, dico, eventualmente poi introduciamo anche No, volevo capire, perché non ricordo Sì, memoria, eccetera, quanto era la quota di avanzo accantonato al fondo contenzioso? Qui se ne prendevano 10.000, quant'era? fondo contenzioso, ma noi abbiamo messo 714 Sì, euro, no, 714 Vado a vedere. sì, Allora. 714.000 euro perché c'è tutto anche la Francescona dentro. Sì. C'è anche, quindi siamo... Voi avete già utilizzato il fondo di riserva per la causa sempre con la casa di riposo. Ma noi abbiamo fatto l'accantonamento a fondo contenzioso. Sì. Allora, questa qui è una sentenza un po' particolare, nel senso che il Comune ha vinto la sua parte perché ci sono 3 società nello stesso momento che sono state chiamate in causa, ma fondamentalmente il problema che nasce da questa sentenza è che ci sono 3 soggetti giuridici che c'è il primo soggetto che poi ha rivenduto il secondo soggetto e poi successivamente ha rivenduto un terzo soggetto.
Tutti i passaggi, tutte le informazioni dell'acquisto e vendita non sono arrivate contemporaneamente da parte di quanto riguarda l'amministrazione comune. Allora, arrivato a un certo momento, visto che vi erano già delle sentenze in atto, il comune comunque ha chiamato in causa tutte e tre le società. Cercare fondamentalmente la prima società ha fatto questi lavori e senza non in regola, ha chiesto successivamente il condono secondo un principio stabilito dall'articolo 3 per quanto riguarda la parte inerente al settore delle infrastrutture, ma che non vado nello specifico, versando 516 euro, quindi sembrava correttamente. Successivamente ha venduto durante questo capannone un'altra società, il comune nel frattempo ha chiesto delle informazioni nei confronti dell'attuale società che in quel momento c'era, mettendo in evidenza che non entravano nell'articolo 3 ma mi sembra sull'articolo 6, che quindi consideravano per questo abuso delle ulteriori somme da erogare che corrispondevano a circa 100.000 euro, 80.000 per una tipologia più 20.000. Successivamente, naturalmente, tutte queste tre società, quindi quella successiva, hanno fatto ricorso a quello che erano quanto comunicato dalle due delibere dal comune, perché comunque per vari motivi, potete leggere nella sentenza, hanno effettuato ricorso. Alla fine il Tribunale ha deciso di riunire tutti questi tre ricorsi presenti per farne uno solo, perché comunque la materia fondamentalmente era il contenzioso, in questo caso chi doveva pagare la quota che aspettava il comune in questa parte qua. Il giudice ha stabilito che il comune di Portogruaro era quindi dato ragione per quanto riguarda l'incameramento della somma, mettendo in evidenza che chi in quel momento aveva la proprietà del bene era anche colui che doveva pagare le spese del contenzioso, cioè gli 100.000 euro. Quindi di conseguenza poi successivamente l'ultima società che in questo momento ha l'acquisizione del bene poi avrà fatto ricorso dal punto di vista civile nei confronti delle altre due società precedenti che invece avevano effettivamente effettuato l'attività di abuso nei confronti di questo capannone. Sicuramente poi, siccome c'è stato un contenzioso, quindi un ricorso al TAR, le due società che comunque quindi sono state esonerate al pagamento della quota, quindi le prime due fondamentalmente, hanno diritto al pagamento delle spese legali che ammontano 3.000 euro da parte del comune, più poi tutte quelle che è IVA e tutto il resto che va, quindi per un totale di 10.000 euro e qualcos'altro. L'ultima società invece che ha perso il Consiglio di Stato e che quindi ha dovuto poi pagare i 100.000 euro famosi, è la società che poi naturalmente ha pagato le spese legali nei confronti del comune per altri 3.000. Quindi il debito che si è generato è un debito fuori bilancio nei confronti delle prime due società che all'inizio e poi effettivamente hanno fatto la parte dei lavori. Io non dico i nomi per riservatezza. No, ma una c'è scritta. Certo. Una c'è scritta. No, ci sono scritte tutte, io non lo dico per riservatezza perché ancora non è pubblico. No, mi pareva. L'abbiamo messa, quindi non dico i nomi delle società, però voglio dire, ci sono scritte, io le conosco, le ho lette, quindi questo è più o meno il film di un resoconto di quello che è la sentenza del tribunale. Se non ci sono altri interventi, consigliere per concedere. No, non avevo avuto modo correttamente di leggere tutti i passaggi. Un po' lunga. L'ho letta tutta e ho cercato di riassumere brevemente il film di questo, di questa sentenza che è durata un bel po' di anni. Sì, perché si instaura nel 2003 e vabbè, non la conosci. Sì, il Consiglio di Stato è del 24, per cui sì, però l'ultima è del 2003 addirittura. Sì, ma l'ultima è del 30 gennaio. Del 30 gennaio 2024. 24 il Consiglio di Stato. Consiglio di Stato, l'ultima 24, Sì, sono 20 anni di... Sì, no, ho capito, è la data 30 gennaio 2024 per la sentenza del TAR. No, il Consiglio di Stato 24 infatti. Sì, l'ultima. Sì, l'ultima. Sì. La sentenza poi vediamo quando è stata pubblicata e tutto il resto quando è arrivata qui. Questo non entra nel merito. No, io leggo che il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando a favore del Comune, con sentenza pubblicata il 30 gennaio 2024, questo non è in mezzo. Sì, il 30 gennaio 24. Bisogna vedere anche quando vengono notificate poi le sentenze, no? Perché anche lì c'è una... È già notificata lì. No, perché poi passa attraverso la cancelleria e... Poi non c'è sciagliato.
No, per carità. No, c'è un problema che noi stiamo chiedendo da un po' di tempo anche, il registro delle cause in corso. Nel passato, recente, ma ogni causa aveva una sua cronoprogramma su tutti gli stati di avanzamento, le motivazioni perché si ricorreva al Consiglio di Stato, per avere il quadro generale delle cause in corso e evitare anche situazioni di questo. Mi risulta che mentre nel passato c'era questa organizzazione, era in segreteria del sindaco, nell'area amministrativa, adesso tutte le cause ognuno le segue per la parte di propria competenza e praticamente è impossibile anche seguirle, perché non c'è un punto centrale dove si possa coordinare, ragionare, verificare, ognuno ha la sua e la segue, punto. Non c'è nessun punto di riferimento dove anche il Consiglio sappia che stato di avanzamento, in che stato è. C'era scritto anche le cause quando erano previste le sentenze, era scritto tutto, insomma, e uno andava lì e vedeva tutte le cause in corso del comune in modo corretto, eccetera. Quando ho cercato di capire questo, come mai non viene fatto, mi ho detto, ma adesso ogni struttura segue le sue proprie cause. Quindi ci sono diversi registri, questo è la morale. Sì. Non so se sono registri, No. Io so solo che ogni struttura segue la causa di competenza. Un comune dovrebbe sì, la causa di competenza del settore. Questo l'ho capito, non sto dicendo seguire la causa relativa al proprio di competenza, ma vuol dire che ognuno proprio il suo registro, ma questo non te lo indagare anch'io. No, non so se è un registro perché centralizzato e poi ognuno segue la sua di competenza. Purtroppo lontano nei tempi, voglio dire, c'erano 200 cause, 150 cause, 100 cause, ma perché da quello che mi dicevano, voglio dire, il comune faceva causa perché c'era un buco di bilancio e il comune non aveva i soldi per pagare, quindi si faceva causa per portare avanti, voglio dire. Allora, lì erano molte, sono passati, voglio dire, era Jurassic Park, adesso però bisogna, secondo me, ma è interesse anche dell'assessore bilancio e della struttura finanziaria conoscere lo stato perché quando si confronta con le poste di bilancio, voglio dire, se no cosa fa? Fa solo la sommatoria dei dati che le danno gli altri, e non vogliamo entrare nel merito di quella famosa discussione in Consiglio, che la riprenderemo per fatto personale. No, sto scherzando. Io, se siete d'accordo, proporrei di una lettura del verbale prima della chiusura dei lavori. Ringrazio Si metterà a posto. Il lungo non segna da me intervenuto. Il Presidente Giultini dall'avvio della seduta alle 19:04. Il consigliere Geronazzo chiede la copia cartacea dei documenti. Il Presidente si prende l'impegno di rendere disponibile la copia cartacea al consigliere Geronazzo, senza dall'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno. Delibera della Giunta numero 89, variazione di bilancio riguardante lo svolgimento dei referendum dell'8 e 9 giugno, e chiede se ci sono dubbi e chiarimenti da proporre prima del Consiglio. Il consigliere Geronazzo lamenta la convocazione tardiva e la difficoltà a prepararsi per la Commissione. Il Presidente ha la disponibilità per poter avere maggiore creatività. Il consigliere Geronazzo chiede quindi di poter fare domande durante il Consiglio Comunale. Il consigliere Bertoncello evidenzia la... Ma come chiede di poter fare domande? Non ho chiesto di poter fare domande. Non ho chiesto, non era una domanda, chiedo se posso fare domande in Consiglio Comunale, non ho chiesto, ho solamente ribadito che hanno sottolineato perché faccio le domande. È legittimo che fai domande in Consiglio Comunale, non chiedo di poter chiedere in Consiglio Comunale, che si fa?
Cioè, chiede permesso, cioè, non so Si se... ritiene legittimato a... Cattivo, ma... Sì, ma... Un'altra volta lo fate voi il verbale, grazie. No, dai, Sì. Ah, scusi consigliere, chiede il consiglio di fare la domanda, non è corretto. Chiede, ritiene di ma poter fare le domande senza essere, io non potevo specificare tutto quello che... Ma io ho capito che lei chiede il permesso di poter fare la domanda. Posso intervenire? Allora scusate, allora intanto il verbale di terza commissione è un verbale abbastanza complesso, però... Ma io non ho chiesto quello Già dovremmo fare un plauso perché c'è una completezza anche nella raccolta delle dichiarazioni nei verbali veramente completa ed esaustiva. Se anche magari qualche piccolo passaggio può... Ma, scusa, ha precisato che potevo sta precisando che ho chiesto il permesso di chiedere il Consiglio Comunale, lei è sbagliato, del principio. Scusa, non chiederò io il permesso di fare una domanda al Consiglio Comunale? Sì, però dobbiamo... Cioè, no, è scritto nero su bianco, ma scherziamo? Ecco, molto meglio un verbale così che un verbale molto più scarno. No, perché io non ho chiesto questo. Non ho chiesto di poter intervenire in Consiglio Comunale, perché non mi è diritto. O dovevo domandare in commissione. Adesso che dicevo fa? Possiamo procedere, grazie. Allora, il consigliere Bertoncello Posso mi ritorni a leggere il passaggio? No, c'è scritto che si... No, il passaggio. Geronazzo si ritiene legittimato di poter fare domande durante il Consiglio Comunale, va bene? Il consigliere Bertoncello evidenzia la dimenticanza relativa alla necessità della partita di giro relativa al referendum e chiede una maggiore riflessione circa i tempi delle richieste. Il Presidente passa al punto numero 2 dell'ordine, eccetera. Riferendosi in particolare al decreto del 5 marzo 2025 gli importi del contributo a carico del comune di Portogruaro, che devono essere accantonati all'emissione 20 e che lo saranno attraverso la riduzione delle spese correnti dell'ente. L'assessore Cirfera interviene dicendo che di questo argomento se n'era parlato in precedenza su domanda pervenuta dalla minoranza e spiega come avverrà l'impiego di tali importi, cercando di non ridurre la quota per i servizi sociali in relazione al 2025. L'assessore precisa anche che gli impieghi del 2026-2027 sono stati determinati ma saranno oggetto di rivisitazione e si rende disponibili per eventuali domande. Il consigliere Bertoncello rileva che nella delibera non è riportato dove vengono fatte le economie, che di solito sono riportate. Il dottor Dacre risponde che sono talmente piccole che la precisazione sarebbe stata piuttosto prolissa. Il consigliere Bertoncello indica un'imprecisione a livello di bilancio di previsione rispetto alle spese elettorali. L'assessore Cervera riconosce le osservazioni fatte, accoglie i suggerimenti, ma precisa la voce di bilancio. Il consigliere Bertoncello rileva la mancanza di riflessione sulle riduzioni e l'assessore Cervera risponde che la Giunta si è riunita ed ogni assessore ha autorizzato dei piccoli tagli alla propria area di competenza. Il consigliere Geronazzo chiede maggiore precisione sulle riduzioni effettuate. Il Presidente passa all'illustrazione del punto numero 3 dell'ordine del giorno e spiega la prima e la seconda parte della delibera relativamente all'adeguamento dell'anagrafe civile digitale, buono regionale, buono libri, specificando i maggiori stanziamenti dovuti. L'assessore Cerfera interviene dicendo che il decreto sul buono libri risale alla fine dell'anno scorso, l'adeguamento digitale va fatto quanto prima. Sì, qui bisognava che spiegassi che erano... No, vabbè, non si poteva fare più di così perché... Il consigliere Geronazzo chiede se l'affidamento è... cosa ho scritto qua? Diretto. È diretto. Sì. L'assessore Cirfera risponde. La consigliera Moretto dice che l'assessore ha colto le cose macroscopiche della delibera e chiede se sarà possibile utilizzare l'avanzo prima e se il servizio è già stato affidato. Chiede inoltre se il buono ottenuto alla fine dell'anno potesse essere erogato prima. L'assessore si informerà. Il consigliere Bertoncello precisa che il buono ottenuto si poteva mettere a bilancio prima e quindi dato alle famiglie prima e non a fine anno scolastico, dimostra da parte dell'amministrazione poca attenzione nei confronti delle famiglie bisognose. Il consigliere Geronazzo ribadisce la necessità di assegnare i buoni prima quando le necessità familiari si manifestano. Il Presidente espone il quarto punto all'ordine del giorno e poi in relazione alla legittimità del debito fuori bilancio per erogare compenso ai componenti degli uffici elettorali. Il consigliere Bertoncello evidenzia la gravità della dichiarazione dell'inesistenza di tale debito,
lo ha detto lui, poi l'assessore Cefera risponde che ne aveva già fatto menzione addirittura nel Consiglio Comunale nella sua relazione. Il consigliere Bertoncello risponde che sono vari elementi che attestano una difficoltà dell'ufficio elettorale e sono segnali negativi per la Corte dei Conti che potrebbero far scattare controlli. Il consigliere Geronazzo evidenzia una scarsa sensibilità verso le fasce deboli, come gli sfruttatori giovani che attendono tali compensi. Il Presidente relaziona circa il quinto punto e riferisce del debito fuori bilancio relativo alla delibera. Spiega che gli importi sono riferiti alle spese legali da sostenere e chiede se ci sono osservazioni in merito. Io qua non ho spiegato per via del... Il consigliere Moreto chiede quanto sia la cifra accantonata al fondo contenzioso. L'assessore risponde spiegando anche la complessità della materia dello specifico contenzioso. Il consigliere Bertoncello chiede del registro delle cause in corso e chiede di poter avere un quadro generale e precisa che un tempo era l'appannaggio della segreteria del sindaco, mentre ora ogni area struttura ha competenza di seguire le proprie cause. Il consigliere Bertoncello specifica che è interesse dell'assessore bilancio e dell'area tecnica di avere questa conoscenza generale. Bene, sono le 20:29, dichiaro chiusa la sessione. Grazie a tutti.